Ma tocca una birra. Escuta, ora sto in droga, ma ti c'è spazio in anni là. La spessao cara. Su. E abbassa questa muina, malittus ora ti siede. Ti tocca si panino. Escuta questa e Vai, zera, te, fa che sta. tu na. Vai te. I testi, stantalles. A tiro destrale ti mosa, maliti pipi due ludu. E lasciali stare questa musica de gente italiane. Aggattao ci dentro una panda. Però dove sei? Cara! Ah, festa che... Ora fatto. Castiaos. Combattenti di terra, di mare, di antipasti. Siamo qui per definire i confini fra Dorgali e il sultano del Brunei, giusto? Detto caccalande. Bene, dalla carta risulta che Mariolo e Sisine facciano parte del territorio di Brunei. Certo. Bene, agente Rappa, ci vuole spiegare perché si trovava in quel di Sisine? Pescando stavo. Quindi lei, agente Trappola, invadeva il territorio del Brunei. Ma lasciati andare, io ero dentro i 5 metri di battigia. Quindi in territorio demaniale, diciamocelo. Obiezione, le grotte del Buon Marino sono del Brunei. A prostat. E lo non, saluti spinigoli, sapaschi su Anzu. Bene, questa diatriba, diciamo, fra il sultano e il comune di Dorgali trova il culmine per quanto riguarda i confini di Calaluna. Ecco qui il documento che dimostra che l'arenile in questione sia proprietà del sultano. E segna che non avviene, o no? Su meno su quercetto. Obiezione, vostro onore, anche cartone già si può. A prostat. Voleva aggiungere qualcosa? Sì. A prostat. Castiandodda. Panne, ma hanno che vieni questo conto, non se ne vuole prus, come l'ho visto sa macchina. Tranquillo, tutto la palassanda non istrunzi per te sa capote. Tutto. Aiu, facciamo la pace. Non ne ho voglia di fare la pace. E Moisi, Zaneca la luna. Su congiao de Dorgali vierono luogo scarescio da Deus. Tu sola. Beh, tutto. Scrua? Anna si stare su brudo zio con un manzano, scurtai una cosa. Ciao, tu che sei di Uliana risponda a questa domanda. Si la luna immagina e di sta de Uliana e sui chi non era cannore vero. I te sa più atto. Portas apertas. Bene signori, ecco il verdetto dalla corte. L'arenile di Calaluna fa parte di Dorgali, ma il sultano del Brunei potrà sempre periodicamente rompere i coglioni. Grazie, la seduta è tolta, non andate via che c'è la torta. Complimenti. Escrementi. Io mica chiedo una porca zozza.